Ha chiamato un signore che è passato, vedeva del fumo che usciva e bussava il clacson con la macchina e io mi sono affacciato, pensavo che era mia figlia. È la concitata testimonianza di chi, vedendo quella densa nube nera dall'appartamento del vicino di casa, ha immediatamente dato l'allarme. Sta uscendo il fumo, scappate, uscite. E questo abbiamo fatto. Renato Fontana, 75 anni, era ancora vivo quando, poco dopo le 10, i vigili del fuoco l'hanno messo in salvo dal rogo divampato nel suo appartamento a Ballò di Mirano, qui in Viale Stazione 2, il rogo originato da un cortocircuito di un trasformatore nella camera da letto. L'incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 9, in questa palazzina è al secondo piano, all'appartamento che si trova al secondo piano, ora con le finestre e balconi aperti. Sono stati i vicini, vedendo il gran fumo, a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Abbiamo chiamato vigili, carabinieri, vigili del fuoco e sono venuti sul posto. Il 75enne con una grave disabilità respirava ancora all'arrivo del personale sanitario del SUEM che dopo averlo soccorso dalla cucina dove aveva perso i sensi lo ha immediatamente trasferito in ospedale. Ho visto quando sono venuto a casa c'era il camion di divisi di gente che camminava su e su, ma I pompieri, arrivati da Mira e Mestre con 2 autopompe, un'autoscala, un'autobotte e 14 operatori, sono entrati nella casa invasa dal fumo dotati di autorespiratori. L'anziano però non ce l'ha fatta, espirato poco dopo essere stato ricoverato. Troppo grave la situazione respiratoria fortemente compromessa dalle esalazioni respirate in casa durante l'incendio. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa 3 ore.